Il parco si estende essenzialmente lungo la fora, lungo il canyon del Callejon. Si chiamano grotte del Callejon anche se più che delle grotte sono delle cave, cioè l'uomo nel corso del tempo ha scavato all'interno comunque di spazi naturali creati per effetto del carsismo e ha scavato per estrarre una pietra particolare di questa zona che è una arenaria, una pietra tenera utilizzata per tutta una serie di manufatti che si possono trovare a Serravalle, a Ceneda, a Treviso, a Sacile, in varie città e ovviamente anche a Fregona. E questa pietra si chiama a livello locale Piera Dolza. Dolza deriva da dolce, dolce nel senso proprio del modo per estrarla, proprio per il tipo di materiale. E effettivamente quello che vediamo qui è comunque profondamente connesso con le montagne che abbiamo sopra di noi, Monte Pizzoc e il Cansiglio che è appena dietro. Ecco, qui abbiamo il torrente Callejon che vediamo in questo momento con poca acqua. In realtà comunque c'è sempre acqua, è un torrente di origine carsica. Il fenomeno del carsismo è un fenomeno per cui l'acqua meteorica arriva su un tipo di roccia sedimentaria che sono rocce calcaree e attraversa questa roccia sciogliendola e anche tramite la sua erosione e quindi va in profondità. È una roccia molto ricca di calcare e anche di argilla, per cui spesso cosa succede? Che quando piove molto tende a franare, tende a scivolare e quando piove poco invece si asciuga e si sgretola. È anche il motivo per cui nella zona di Fregona, Vittorio e se poi andiamo stesso discorso al Pago verso il Vaionte abbiamo tantissimi eventi franosi, in questo caso di origine naturale. Cioè è la natura che è una natura che è in movimento, ma un po' tutto il mondo è in movimento. Quella che vediamo qui di fronte a noi è una delle più di 20 grotte dove veniva estratta questa Piera Dolza. Come vedete l'estrazione avveniva dall'alto, poi si scendeva verso il basso fino a dove si trovava questo strato di arenaia, questa Piera Dolza di ottima qualità. Tutta quella che abbiamo sopra di noi, che si chiama Costa di Fregona, è bucata, è scavata e questa attività di lavorazione è stata particolarmente importante in epoca veneziana. I veneziani avevano il culto del bello, quindi chiaramente per loro è importante avere un materiale facile e importante da reperire. E spesso lungo le grotte si vedono delle iscrizioni. Gli scalpellini, coloro che estraevano la pietra, si erano posti il problema, ma se io vado a togliere la roccia, cosa succede? E quindi lasciarono nella loro azione di scavo queste colonne, che sono delle vere e proprie colonne portanti, ovviamente perpendicolari a quello che è il soffitto. In qualsiasi momento dell'anno ha la stessa portata, estate, inverno e quant'altro. Ho detto anche inverno perché la temperatura all'interno delle grotte non cambia, estate e inverno è sempre uguale, ovviamente andando nel profondo delle grotte. Questo è legato al discorso della geotermia. La temperatura più o meno è sui 13 gradi, l'umidità è molto elevata, arriviamo al 95-98%. Nella zona più profonda della grotta troviamo le perle di grotta, che sono sempre delle rocce di neoformazione di calcite pura, e poi scendendo lungo la fora, le vedremo dopo, troviamo il travertino. Tutto questo che noi vediamo è comunque un'azione derivata dall'uso che ne ha fatto l'uomo, un'azione molto anche precisa e soprattutto tutto ovviamente fatto a mano. Poi la roccia è umida, è bagnata e ricca di acqua perché l'acqua penetra all'interno della roccia e come un filtro poi fuoriesce in alcuni punti rispetto ad altri. Ma questo è proprio il fenomeno del carsismo. Ecco, qui quello che è avvenuto è un'azione dell'acqua che costantemente ha scavato all'interno di queste rocce tendenzialmente tenere. Questo scavare ha portato a creare un vero e proprio canyon, una vera e propria fora, che poi nel corso del tempo ha avuto il collasso delle pareti laterali. Sono proprio crollate, si è creato un corpo di frana all'interno di questo ambiente, l'acqua poi ha continuato a scavare a quel punto sotto questo corpo di frana e oggi si passa direttamente attraverso e anche sopra. Se vediamo lo scorrere dell'acqua, forma queste grandi vasche che si chiamano vasche evorsive, che significa un connubio tra azione fisica e azione chimica. Sono dei vasconi
che dialettalmente venivano chiamati cagliere, da questo nome Caglieron, che è il nome del torrente. Quindi questo connubio tra attività antropica dell'uomo e attività naturale che ha fatto la natura. Sotto i nostri piedi vediamo che c'è in questa vasca una piccola diga che convoglia una parte dell'acqua in una canaletta di pietra che, scendendo in questo, diciamo, con una pendenza costante, va poi a alimentare la ruota di un molino. Fondamentale, perché questa forza motrice dell'acqua in passato era assolutamente importante, soprattutto per la farina di mais, prima ancora quella del frumento. Insomma, l'acqua non mancava e la forza motrice era fondamentale. In particolare qui troviamo due mulini, uno appena sotto di noi e uno un po' più in basso. Come dicevo prima, la costanza dell'acqua qui c'era, per cui estate, inverno, autunno, primavera, c'era sempre la possibilità di avere questa forza motrice. Ecco, qui ci troviamo nel borgo dello Scalpellino, restaurato qualche anno fa, di proprietà anche questo, come il resto del percorso, del comune di Fregona, ed è interessante perché questa era una storica casa di uno scalpellino. Lo si vede bene dal finestrone molto grande al piano terra, che serviva per avere parecchia luce per poterci lavorare un po' di più la sera. Quello che è interessante da notare è che tutti gli architravi delle finestre e delle porte sono fatte proprio di pietra dolza, di questo materiale che ovviamente qui era estremamente abbondante. Li vediamo bene, la presenza di questi architravi lavorati, e spesso venivano usati anche per fare delle piccole sculture o per fare le colonne delle case anche nobili, ma qui lo vediamo sia nella casa principale, sia nella stalla, sia in quella che era la porcilaia. E questo materiale era un materiale comunque relativamente pregiato, che dava una notevole importanza economica a questa comunità, che viveva sì di pietra, viveva di agricoltura, ma viveva anche di bosco con il Cansiglio vicino a questa zona. Abbiamo quindi finito il percorso nelle grotte del Caglieron. Abbiamo visto essere un perfetto connubio tra natura, storicità e opera dell'uomo, e per questo motivo direi che possono essere proprio il simbolo del comune di Fregona. È un comune che comunque è tutto da scoprire, è ricco di storia, è ricco di attività, da quelle agricole e storiche a quelle commerciali nuove, e che quindi invito tutti a visitare.